La Regione Siciliana compie un passo decisivo nella gestione sostenibile dei rifiuti, sottoscritta a Roma la convenzione che affida a Invitalia il ruolo centrale di committenza per la preparazione dei bandi, la gestione delle gare di appalto per la costruzione di 2 termovalorizzatori che sorgeranno, uno a Palermo, l'altro a Catania. A firmare l'accordo è stato il presidente Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti Bernardo Mattarella. Un investimento complessivo di 800 milioni di euro finanziato attraverso l'accordo per la coesione stipulato con il governo nazionale. L'iniziativa mira a trasformare radicalmente il sistema di gestione dei rifiuti nella regione, riducendo al minimo il ricorso delle discariche e valorizzando le risorse attraverso il recupero energetico. Nel dettaglio, la convenzione si estenderà fino al febbraio 2026 e prevede una collaborazione tra il commissario straordinario Invitalia per le varie fasi del progetto, dall'analisi preliminare dei fabbisogni fino alla gestione delle fasi della gara per l'affidamento dei lavori di costruzione. Oggi è un passo storico per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo affidato ad Invitalia l'incarico di gestire tutti gli appalti relativi a queste grandi opere. Una svolta per la Sicilia, una svolta per i siciliani.